I marchi delle più famose case di moda al mondo su capi d'abbigliamento contraffatti. Siamo a Cantù, in uno dei distretti del Made in Italy più noti del paese. Ed è qui che gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como hanno scoperto un laboratorio clandestino di produzione di articoli ed accessori d'abbigliamento d'alta moda. Quando i finanzieri hanno fatto irruzione nel magazzino, sebbene siano già stati impegnati in altre operazioni dello stesso tenore, non credevano ai loro occhi. Oltre 100.000 articoli contraffatti, detenuti e prodotti illegalmente. Nel deposito clandestino i finanzieri hanno scoperto anche denaro contante, monili in oro, argento e pietre preziose e 2 orologi Rolex. Rolex, gioielli e denaro per un ammontare totale di 400.000 euro. Questo è il bilancio di un'inchiesta che ha portato all'arresto di 8 persone in vari comuni della provincia di Roma. Commercianti, operai, piccoli imprenditori. Erano queste le vittime preferite dalla banda di usurai dei Castelli Romani. Le vittime accertate sarebbero almeno 58. Con tassi di interesse che in alcuni casi superavano il 900% del credito erogato. Milano, spaccio di droga. La Polizia di Stato arresta 8 persone e sequestra 25.000 euro. In particolare un marocchino di 22 anni è stato trovato in possesso di 44 involucri in carta stagnola contenenti 16 grammi di cocaina e della somma di 300 euro a Rozzano, oltre ad un romeno di 28 anni che è stato trovato in via Vitruvio con 58 involucri in cellophane contenenti 44 grammi di cocaina, 80 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, 7 flacconi di GHB, droga dello stupro, dal peso complessivo di 200 grammi e la somma in contanti di 20.000 euro. Entrambi sono stati arrestati. Daspo di 5 anni notificato dalla Digos di Napoli ad un 37enne ritenuto legato al mondo Novax. L'uomo, la sera del 23 ottobre 2020, prese parte alla guerriglia urbana scatenata davanti alla sede della Giunta regionale della Campania, contro l'eventualità che venissero rinnovate le misure di contenimento della pandemia. Gli scontri furono particolarmente cruenti. Vennero lanciati una sessantina di lacrimogeni per cercare di neutralizzare la guerriglia a cui presero parte diverse persone, dal mondo Novax agli ultra fino ad elementi ritenuti legati alla criminalità organizzata.